po' particolare e in un mondo come quello in cui stiamo vivendo, dove c'è soprattutto il materialismo, dove si vive il qui e l'ora, è molto bello pensare ad un movimento che abbia voluto mettere come fulcro della propria attività la fantasia, quindi la fantasia in tutte le sue espressioni. E questo movimento è un movimento innanzitutto senza scopo di lucro, questo è importantissimo, che riunisce tantissime persone, mi dicevano prima alcuni componenti, addirittura non soltanto a Roma, non soltanto in Italia, ma addirittura all'estero, quindi sta avendo, ovviamente anche tramite Facebook, un sviluppo ed una adesione veramente non tanto inaspettata, perché questi movimenti sono movimenti che veramente danno speranza anche alle persone, danno voglia di stare insieme, anche se in lontananza, di crescere insieme, però molto gradito, quindi non inaspettato ma molto gradito. È nato dalla fine del 2012, quindi sono quasi 2 anni, è giovane ma nemmeno troppo, e unisce, come dicevo prima, moltissimi generi, quindi dall'arte figurativa, qui abbiamo delle opere d'arte molto belle esposte, alla scrittura, qui accanto alla Maria Letizia Vato, che è un'autrice di un libro edito da Edizioni Progetto Cultura di racconti, di cui poi parleremo. E poi cosa hanno fatto? Procede dalla mostra di oggi, che ovviamente è una mostra che dà al Mangiacolore molto lustro, sono state fatte addirittura 8 mostre in 2 anni, con moltissimo successo anche in luoghi particolari. Vedo la ex lavanderia al Santa Maria della Pietà, quindi anche con uno scopo tra virgolette sociale. E, ecco, il suo libro è un libro molto bello, che ha questo titolo Confini mutevoli, e Oscar Wilde diceva che l'unica cosa immutabile della natura umana è la sua mutevolezza, quindi questi confini che mutano, ecco, è molto bello questo essere diversi sempre, questo mutare sempre. Ecco, io volevo chiedere a Letizia 2 cose velocissime, proprio per dare un attimino anche la cornice alla sorpresa di dopo. Ecco, Lei ne ha Marzia, ma ho un forte sentimento verso me stesso, per aver raccolto da terra un lecca-lecca come avrebbe fatto un bambino di 2 anni, senza pensare allo schifo, al pericolo. Ho leccato come un bambino ingordo e ora vorrei solo scappare via, rendermi inesistente. Mi rivesto, non saluto, sono già in strada, lontano. Ti raccolgo. Vieni qui, mia dolce follia. Hai le ali strappate. La tempesta appena trascorsa ha rischiato di farti annegare. È una notte senza luce questa, ma sapremo ritrovare la strada di casa, come ogni altra volta, d'altronde. Raccoglimi, la tempesta ha appena rischiato di farci affogare. Il cielo rischia radicolmente. Si intravede la strada di casa, come ogni volta. Abbiamo altre cose da fare, ma che vergogna! Questo non è un manifesto. È un gazebao, una bandiera, Un vessillo. siamo un movimento. Un percorso. un viaggio, Una realtà nomade. Cangiante. mercuriale. Il nostro è l'azzardo libero creativo d'unirsi per un principio comune da realizzare. Creare cultura, Visioni, Emozioni, fermento, stupore, lo stupore dell'atto creativo, lo stupore dell'atto riflessivo. vogliamo provocare pensieri, immagini, produzioni. e lo vogliamo oggi! Noi che siamo tutti in prospettiva. Noi tramiamo delle alternative. Aspiriamo all'alterità. L'arte chiama al cambiamento e più che mai il tempo. L'arte pone domande imbevute di risposte, dà risposte impregnate di domande. E Così sia. Siamo teste pensanti, cuori pulsanti innamorati della diversità.
Ci piacciono gli individui, molto meno le masse. Con l'arte vogliamo realizzare il sogno di diventare sempre più noi stessi,